Una regione da vivere slow per far correre il turismo. Il Veneto, regione più turistica d'Italia, ha scelto la bicicletta per innovare la propria offerta turistica e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico delle sue aree protette. Il progetto Turismo Slow nelle aree protette a parco, realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e presentato ad Expo, punta infatti alla creazione di 3 itinerari cicloturistici all'interno di altrettanti parchi regionali, con l'obiettivo di offrire al turista l'opportunità di esplorare il territorio attraverso un mezzo sostenibile che permetta di vivere una vacanza a contatto con la natura. Il progetto, presentato dall'assessore al turismo Federico Caner, rientra nella strategia regionale di sviluppo del cicloturismo, che prevede 4 importanti itinerari e 7 escursioni in bicicletta, inserite in un vero e proprio roadbook. Abbiamo abbinato un po' quelle che sono le mie competenze legate al cicloturismo, alla creazione di percorsi turistici sul territorio, alla volontà di incentivare quelli che sono i nostri parchi regionali, che sono tanti, sono importanti, e quindi abbiamo creato dei percorsi, delle schede turistiche all'interno in particolare di 3 parchi: il Parco delle Dolomiti con la lunga via delle Dolomiti, il Parco dei Colli Euganei facendo l'anello attorno a questo parco e quindi passando per l'abbazia di Praglia piuttosto che Este e Monselice, e poi un altro anello importante all'interno del Parco del Delta del Po. Il tutto per valorizzare sia i parchi stessi e quindi ciò che possono offrire, e anche per permettere il cosiddetto turismo slow, cioè lento, a contatto con il territorio, ecologico anche, e che permette anche di incentivare quelle che sono le nostre realtà locali, in primis anche l'enogastronomia del nostro territorio.